che ormai sono evidentemente squilibrati. Il Presidente della Repubblica, per una serie di ragioni, per noi, non è più colui che detiene il ruolo di garante delle regole costituzionali e dei diritti costituzionali di questo Paese. E noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle come opposizione, l'abbiamo provato sulla nostra pelle come minoranza di questo Parlamento. E non credo sia una coincidenza il fatto che da quando il Movimento 5 Stelle è in Parlamento i vertici di maggioranza si stanno facendo al Quirinale, come sulla legge elettorale, escludendo l'opposizione. Non credo sia una coincidenza, per riferirci ai fatti di ieri, che uno delle altre cariche che dovrebbero garantire anche le opposizioni, ieri ha fatto un atto che non ha precedenti nella storia della Camera dei Deputati, la Presidente Boldrini, che ha messo la tagliola mentre si stava discutendo, o ghigliottina o come la volete chiamare, mentre si stava discutendo un decreto che era palesemente incostituzionale per la sua eterogeneità. Quello che noi vogliamo ribadire oggi è che il Movimento 5 Stelle utilizza tutte le regole costituzionalmente garantite per far valere dei diritti di quelle parti che dovrebbero essere garantite da queste persone, come il Presidente della Repubblica, che in realtà non sono garantite. È un movimento democratico che utilizza le regole democratiche. Io non resterò qui tutta la conferenza stampa perché alle 12 è convocato l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati per accertare i fatti di ieri accaduti in aula, che hanno visto anche una figura come quella del questore aggredire una deputata. E la cosa assurda è che probabilmente sarà quel questore a fare la relazione sui fatti accaduti in aula ieri, in ufficio di presidenza, in quanto questore anziano. Noi come Movimento 5 Stelle chiediamo semplicemente una cosa: Napolitano, seguendo la procedura di messa in stato d'accusa, dovrà rispondere delle violazioni fatte durante il suo mandato. Violazioni che, come ho detto, hanno messo nell'angolo una parte di questo Parlamento e quindi una parte di elettori, una parte di cittadini. E sono violazioni che sono state anche in qualche modo accertate dalle sentenze che sono seguite su alcuni atti. Pensiamo al lodo Alfano, pensiamo al legittimo impedimento, pensiamo alla folle idea di modificare le province con i decreti legge, come è successo col governo Monti. Questi sono tutti atti che dopo la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali e che molte parti del Paese a suo tempo avevano avvertito il Presidente della Repubblica. Se a questo aggiungiamo le altre cose che vi spiegheranno adesso i miei colleghi, ci rendiamo conto che in questo Paese si dice e si dicono sempre le stesse cose ormai da anni, ma c'è una parte delle istituzioni che non vuole ascoltare. Noi ci saremmo aspettati molto di più da un ruolo di garanzia come quello del Presidente della Repubblica, ci aspettavamo molto di più. Probabilmente questo Presidente della Repubblica, già il fatto che sia stato rieletto per la seconda volta, doveva mettere in guardia le forze politiche da quello che poteva accadere, e quello che è accaduto è quello che avevamo previsto. Insomma, io penso che se qualcuno oggi vuole ancora dubitare del fatto che il Presidente della Repubblica da arbitro è diventato un giocatore sceso in campo con la fascia di capitano di una parte della politica italiana, se qualcuno vuole ancora dubitare, non so, credo abbia gli occhi chiusi o non ci sente, perché ormai tutte le cose che sta facendo sono per una parte, solo per una parte, e vanno a discapito dell'altra, che è quella dell'opposizione. Io adesso lascio la parola a Federico D'Incà, che illustrerà la prima parte della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Voglio solo annunciarvi che noi chiederemo in ufficio di presidenza alla Camera le dimissioni del questore D'Ambroso, perché un questore viene eletto per coordinare l'azione dei commessi, non per fare il commesso e mettere le mani addosso ad una deputata, e nessun commesso si è mai permesso di comportarsi in quel modo alla Camera dei Deputati, nessun commesso, perché sono addestrati per mantenere l'ordine senza aggredire alcuna persona. D'Ambroso è un deputato come tutti noi e ha l'aggravante che è anche questore, quindi
In ufficio di presidenza faremo questo e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie.